Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi alla live del vostro Maledetto Veneziano. Oggi il tema è son decoccio. Alcuni proprio son decoccio. E oggi vi voglio raccontare che anche il vostro Marietto era decoccio. Io mi ricordo che verso i 7 anni andavo a trovare il mio papà con mio papà adottivo e mangiavamo assieme, no? In una stanza molto semplice, era una cucina che c'era un odore nauseabondo di gasolio, sebbene mio papà, vero, era veramente a livello finanziario potente, aveva sempre voluto avere una vita frugale, no? E mentre mangiavamo, alcune volte cercava di spiegare, io avrò avuto 7-8 anni, massimo 8 anni, quindi sto parlando di più di 50 anni fa, come girava il mondo, non solo a me, ma anche a mio papà adottivo. E allora ogni tanto faceva di quelle sparate 50 anni fa, della serie, sai, ai presidenti e roba del genere, gli mette un pacemaker, si fanno gli asini, glielo spengono con un bottoncino. Sto parlando di 50 anni fa. Ogni tanto su Netflix fanno queste serie TV, no? In cui fanno vedere queste cose qui, chiaramente 50 anni dopo, non, capite, 50 anni dopo. Cioè, mio padre me lo spiegava quando avevo 7-8 anni. Io chiaramente non capivo niente, no? E non ci credevo. Ho cominciato a crederci quando uno che è stato presidente degli Stati Uniti era ambasciatore in Cina, l'hanno fermato perché ha avuto un infarto e gli hanno messo un pacemaker, no? E poi stranamente è diventato presidente degli Stati Uniti. Lo stesso un altro presidente hanno messo un pacemaker ma non hanno operato i russi. Quindi ho detto, cavoli, però il mio vecchio aveva ragione, però in quel momento ero decoccio, non capivo, ma avevo l'attenuante che avevo 7-8 anni. Oggigiorno noi viviamo in un mondo in cui se a delle persone che magari non hanno più 8 anni, ma ne hanno 30, 40, e gli spieghi certe cose proprio in modo, anche col disegnino, fanno fatica a capire, proprio perché a livello animico sono delle anime giovani, non è colpa loro, non puoi fare niente, non sono né locomotive né praticamente vagoni, sono proprio in fase embrionale. La loro più importante missione nella vita è riempirsi la pancia e andare a donnine, e quando fanno proprio un pensiero, anche se hanno una laurea in tasca, io ho avuto parecchi studenti anche con 3-4 lauree in tasca che spiegavi certi concetti en passant, no? Ma non ci credevano, perché? Perché chiaramente sul loro campo erano molto afferrati, ma quando entravi in un mondo che non gli apparteneva era come se spiegassi come era fatto un extraterrestre. E quindi chiaramente non riuscivano a afferrare. Era un decoccio, io ero decoccio 6, 7, 8 anni, 7, 8 anni, e c'è gente con una laurea in tasca che è decoccio, no? Però il Marietto non è per loro, cioè non è importante che quelli del Cozza seguono il Marietto, no? Perché non vale la pena. Noi siamo qui per quelli che vogliono diventare locomotive o sono già locomotive e non ci credono. Hanno una malattia dell'elefantino. Sapete, l'elefantino piccolino gli mettono la catenella, quando diventano grandi la catenella è sempre la stessa, loro potrebbero staccarsela, ma non lo fanno perché sono legati a quel pensiero che la catenella è più forte di loro. Quindi quelli che seguono il Marietto chiaramente non sono dei coach, di sicuro, no? E se voi andate a spiegarlo a qualcun altro perdete solo tempo, perché io nei vari anni passati ho cercato di spiegarlo, ma se sono decoccio, sono decoccio, non c'è niente a fare, non per offendere qualcuno, ma non è il suo karma, non è il suo periodo. Quindi ci sono persone che capiranno cos'è importante il ciondolo dell'albero sefirotico, ci sono persone che capiranno cos'è importante fare riti propiziatori per la propria famiglia, per il condominio, per il paese, no? Ci sono infatti paesi che brillano, no? Che hanno strutture interessanti, alberghiere e turismo, ma perché? Perché a monte non fa sapere quello che fa la sinistra, i dipendenti o i municipali, chiamateli come voi, lavorano a livello esoterico, non ci sono santi. Ci sono primari che lavorano con l'esoterismo oltre che con praticamente
il discorso tecnico del loro lavoro, diciamo così, il loro fare. Quindi capite che se l'esoterismo non aiuta la materia e la materia non incontra l'esoterismo, si fa indietro. Quando invece l'esoterismo viene chiamato ad aiutare la materia, la cosa va avanti e quelli di coccio si spostano perché non servono. Quindi non bisogna vivere in uno status quo, bisogna aprire e tappare il cervello, fargli prendere una bella boccata vibrazionale eterica e andare avanti a costruire qualcosa. Quindi quando incontrate uno decoccio, non state lì a spiegargli le cose perché è tempo buttato via, anzi ve lo fate nemico. Vi faccio solo un esempio. Non so quanti anni fa c'era un tipo che parlava delle scie, parlava delle scie chimiche in cielo, no? Che le avrebbe viste chiunque, anche un cieco, praticamente, no? O meglio, uno che non vedeva bene, diciamo così. Ed era palese, cioè non è che ci voleva un astrofisico a capire che questi aerei passavano, mettevano giù queste scie chimiche. Ebbene, c'è stato un padre e un figlio che quando hanno capito dove abitava questo tipo, abitavano circa 50 km di distanza, partivano a usargli la macchina a questo signore che stava avvisando l'umanità che ci sono le scie chimiche e gli bucavano la gomma. Alla fine questo qui ha messo delle telecamerine sulla macchina, sulla porta d'entrata, ha capito che questi tizi abitavano a 50 km di distanza per andargli a rompere l'anima. Quindi, cari amici, quando spiegate le cose a quelli del coccio, lasciate stare, mettetevi la mascherina come il marietto che vi fate un piacere perché sennò si fanno anche si fanno male, magari venendo a trovarvi o fanno una curva dritta e poi vanno a piangere che dicono che è colpa vostra. Quindi quando qualcuno vi cerca di aiutare, se non capite, silenzio e cercate di guardare la luna e lasciate stare il dito, se no non funziona così. Bene cari amici, questo era solamente perché alcune mie amicizie mi contattano e mi dicono, sai, io stavo spiegando quel tipo lì, ma proprio anzi mi ha aggredito, mi prendono per pazzo, roba del genere. Cari amici, voi siete delle locomotive, perché chi segue il marietto per forza è una locomotiva o lo diventerà, e c'è un sacco di vagoni che hanno bisogno di voi, però c'è un sacco di persone che sono decoccio e quelle lì o Paradiso del Sago o la Siberia, prossima vita. Bene, grazie di avermi seguito e alla prossima, ciao.